Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. La TechFind si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella TechFind troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La TechFind potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. TechFind. You search for tech we find. Buonasera a tutti, bentornati in diretta. Oggi versione un po' light della domenica di 131, una mezz'ora da passare insieme per vedere, per scoprire quello che è successo in questa domenica ricca di calcio, ma insomma anche di basket, visto che in questo momento si sta giocando la sfida della Dinamo Sassari al Palazzo Radimini contro Scafati, ma insomma tanto calcio, dicevamo, due sconfitte importanti e pesanti per le due sarde di Serie C, per la Torres in casa contro la Reggiana 0-2, che lascerà sicuramente tanto rammarico in casa rossoblu, ma anche questo 1-0 dell'Olbia contro la Carrarese a fermare, quantomeno dal punto di vista dei risultati, di questa mini serie positiva che durava da due settimane, con una beffa, l'ennesimo gol subito nel recupero negli ultimi minuti dai bianchi di Roberto Occhiuzzi. In Serie D invece, insomma, due sconfitte e due vittorie, ridono le due squadre con maggiori ambizioni alla vigilia del campionato, ovvero Arzachena e soprattutto Costa Orientale Sarda, che riesce nell'impresa di fermare il Sorrento capolista a Tertenia. Sconfitte diverse, amare però allo stesso momento, sia per Atletico Uri, che perde 5-3 in un match davvero scoppiettante contro la Casertana, e vedremo gli highlights, e poi anche la sconfitta dell'Ilva Maddalena contro il Monterotondo. Ma andiamo con ordine, come al solito, iniziando dai risultati dell'ultima giornata di Serie C della 14ª turno della terza serie. Abbiamo detto, ha aperto la sfida tra Carrarese e Olbia 1-0, la sconfitta dei bianchi di Roberto Occhiuzzi, questo autogol di Gabriele Bellodi arrivato al 90° minuto, 89 e 50 secondi circa, insomma davvero tanta amarezza in casa Olbia. 0-1, stesso risultato sia per Alessandria Siena che per Cesena Ancona, una partita insomma di grande blasone. 1-0 anche la vittoria del Pontedera di Max Canzi contro il Fiorenzuola. 0-2 diciamo sia della Torres contro la Reggiana che per Imolese e Montevarchi, con la vittoria dei toscani corsari a Imola, e anche del Gubbio che espugna il Porta Elisa di Lucca vincendo 0-2 contro la Lucchese. Poi ancora una vittoria del Rimini contro la Recanatese 0-1, ancora una vittoria in trasferta, e poi chiudono i due 1-1 con cui il San Donato Tavarnelle ferma la Virtus Entella. Insomma, questo è un grande risultato sicuramente per i toscani, che hanno appena cambiato guida tecnica. 1-1 anche nel derby marchigiano tra Vispesaro e Fermana. Questa la classifica. Con la vittoria di oggi al Vannissan, la Reggiana di Aimo Diana si issa in solitaria in testa al girone B con 27 punti, seguita però marcata stretta, potremmo dire, da Gubbio e Entella a quota 26, Carrarese, Siena e Cesena a quota 25, Ancona e Fiorenzuola a quota 24. Insomma, davvero 8 squadre in 3 punti, se non è il girone più divertente della Serie C. Poco ci manca, scendendo ancora in classifica, 22 punti per Rimini, 21 per Lucchese e Pontedera, con la squadra di Canzi che lascia un bel margine tra sé e la Torres, che resta ferma a 16 punti. Ma parleremo adesso a brevissimo della sfida del Vannissan. 15 punti per la Vispesaro, 14 per Imolese e Recanatese, 12 punti per Montevarchi e Alessandria, 11 punti per Olbia e Fermana, che insomma restano là sotto appunto in fondo alla classifica. Chiude il San Donato Tavarnelle a quota 9 punti. Dicevamo insomma questa
abbiamo appena visto la classifica, 2 sconfitte per le squadre sarde. Andiamo con ordine per chi ha iniziato la giornata. Dicevamo l'Olbia di Roberto Chiuzzi, che ha perso contro la Carrarese. Ecco, vediamo un po' le immagini della sfida di Carrara, pardon, eccole qua. Diciamo le immagini della sfida di Carrara, che ha raccontato cosa? Un primo tempo in insomma, praticamente totale appannaggio dei padroni di casa, guidati dal canto, con la difesa dell'Olbia che ha cercato il più possibile di resistere, di reggere l'urto dell'attacco della Carrarese. Nel secondo tempo lo vedremo. In realtà l'Olbia ha provato a tirare un po' fuori la testa dalla sabbia, potremmo dire in questo modo. C'è stata una buona reazione di Ragazzu e compagni, che sono andati vicinissimi al gol del vantaggio. Lo vedremo a breve nella prossima azione, con un tiro di Roberto Biancu su cui c'è stata la grandissima risposta del portiere della Carrarese Satalino. Eccola qua, orchestrata come sempre anche da sinistra. Molto bene l'esordio del nuovo acquisto Davide Mordini, che insomma avevamo intervistato qualche giorno fa. Le sue prime parole da giocatore dell'Olbia, davvero un gran destro di Roberto Biancu, che avrebbe probabilmente meritato maggior e miglior fortuna, servito da Travaglini al centro dell'area. Poi la Carrarese ha continuato a macinare gioco, forte anche delle ambizioni, perché ricordiamo, fino alla vittoria della Reggiana contro la Torres, la Carrarese era al primo posto in classifica. Ovviamente ricordiamo che la gara di Carrara è stata giocata a mezzogiorno. Poi c'è stata quest'altra azione dell'Olbia, sempre sull'asse Biancu Ragazzu, con il tiro del numero 10 di Quartu, deviato dalla difesa di casa in calcio d'angolo. E poi insomma è arrivata questa beffa che fa male alla squadra di Occhiuzzi, che non riesce a dare continuità diciamo di risultato, comunque di prestazioni positive alle ultime settimane. L'Olbia arrivava dalla vittoria di Imola, preziosa in trasferta, dal pareggio con tanto rammarico di una settimana fa contro contro il San Donato Tavarnelli, questo 2-2 arrivato all'ultimo, al 90esimo con Boganini, ma al 90esimo, l'89esimo e 40, insomma vedete, se domenica scorsa è stato foriero di soddisfazione, quantomeno di un punto per la squadra di Occhiuzzi, oggi è stato foriero di una beffa, perché insomma sul tiro da sinistra deviato da Bellodi alle spalle di Gelmi, insomma si è così di fatto è arrivata la sconfitta della squadra di Occhiuzzi, un Occhiuzzi che insomma comunque al termine del match si è detto soddisfatto della prova dei suoi ragazzi. Miglior Olbia dell'anno abbiamo titolato, meritavamo almeno un punto, ha detto il tecnico calabrese. Insomma è stata una beffa, una sconfitta beffarda. Abbiamo disputato la migliore prestazione dell'anno secondo Occhiuzzi, per questo il dispiacere è tanto. Oggi sarebbe stato giusto portare a casa almeno un punto, perché abbiamo fatto una grande partita davanti a un'ottima squadra, non ci siamo tirati indietro e siamo stati performanti sotto il profilo del gioco, del palleggio, dell'attacco alla profondità e delle pressioni. Manchiamo di continuità nei risultati, sì, c'è rabbia per questo, ha detto Occhiuzzi. Andiamo magari anche a rivedere nuovamente la classifica, perché insomma effettivamente è quello che crea ovviamente maggiore preoccupazione in questo momento in casa Olbia. Al di là delle prestazioni è davvero questa classifica, perché insomma vediamo che l'Olbia ha 10 punti di distacco dal Pontedera e dalla Lucchese, che in questo momento rappresentano il decimo posto, quindi l'ultimo posto valido per i playoff. E ricordiamo che era questo sono i playoff, l'obiettivo della squadra di Occhiuzzi, per cui chiaramente insomma c'è un rendimento non in linea con quelle che poi sono state appunto anche le prestazioni delle ultime settimane. Una sconfitta che chiaramente crea preoccupazione, ma già dal prossimo turno
che vedrà l'Olbia impegnata in casa sabato contro il Cesena ad avere un'altra sfida molto importante, torna l'ex Udò tra l'altro al Nespoli. Sta diventando, insomma, per la squadra di Occhiuzzi fondamentale cercare di fare quanti più punti possibile a prescindere dall'avversario, perché chiaramente dopo aver perso così tanto terreno all'inizio dell'anno, in questo momento l'Olbia deve rincorrere, non può permettersi il lusso di guardare a quello che è il valore, il blasone dell'avversario. Ha parlato anche, chiamiamolo capitan ragazzo, perché insomma di fatto è tra i senatori assoluti di questa squadra. Siamo stati condannati da un episodio, le assenze non hanno pesato, non meritavamo di perdere. A parlare oggi è un episodio che ci ha condannato, abbiamo fatto una grande partita di qualità di sacrificio, abbiamo avuto le migliori occasioni, non sono state nitidissime, ma siamo arrivati a concludere. Faccio mea culpa perché una di queste è capitata a me. Insomma, le parole del numero 10 dell'Olbia, perché insomma trovate come sempre sul nostro sito su 131.com. Restando in Serie C, dicevamo insomma doppia sconfitta per le squadre sarde, perché oltre all'Olbia, che appunto ha aperto la giornata con la sfida delle 12 a Carrara, c'è arrivata anche la sconfitta della Torres di Alfonso Greco contro la Reggiana, una sconfitta che lascia davvero tanto amaro in bocca alla squadra di Greco, che fino all'espulsione per doppia ammonizione di Giancarlo Lisai era sembrata totalmente alla pari, anzi probabilmente anche meglio disposta in campo, più protagonista rispetto alla Reggiana. Un 2-0 che effettivamente insomma da una parte potrebbe in qualche modo far abbattere a livello morale la squadra sassarese, visto che comunque è arrivato in casa. In realtà è arrivato contro una grande squadra, contro la capolista del girone B, e sentiremo adesso anche le parole di Aimo Diana, l'allenatore della Reggiana, che riconosce il grande valore della Torres, il grande valore della prestazione di oggi della Torres e del campionato che ha fatto fin qui la Torres. È stata una partita iniziata male per gli uomini di Greco, che hanno perso Eman Sanat, quello che in questo momento avrebbe dovuto prendere il posto di Francesco Rocco, ricordiamo l'infortunato, il numero 10, fino ancora per qualche settimana. L'italo marocchino purtroppo si è rotto il perone intorno al 12-13 minuto, in un infortunio, in un intervento, in un contrasto con la Ezza. È stato portato in ambulanza in ospedale, appunto in quel momento. Tanta apprensione, tanta paura per lui e soprattutto anche per i compagni di squadra. Insomma, sono stati dei momenti davvero particolari, e poi è arrivata insomma in serata la notizia della rottura del perone per il guizzante attaccante arrivato dal Lentigione, ex di turno, perché anche lui era cresciuto nel settore giovanile della Reggiana. Sembrava che appunto potesse essere lui l'uomo più pericoloso di questa gara, e invece dopo soli 15 minuti Greco ha dovuto rinunciarvi. È entrato Campagna, che ha provato a dare il suo. Infortunio anche nella Reggiana dopo 18 minuti con Rosafio, che è uscito, è entrato al suo posto Pellegrini, proprio lui, l'ex primavera del Sassuolo, ha firmato poi il gol del vantaggio. Ma vanno dette alcune cose. Intanto va appunto riconosciuto merito a quella che è stata la prestazione della Torres, che ai punti, soprattutto nel primo tempo, avrebbe meritato migliori fortune, vista anche la pericolosità offensiva dei ragazzi di Greco, che non sono riusciti a trovare il gol. Questo è vero. Anche Scappini oggi è stato meno preciso del solito, forse anche il fatto di giocare contro la sua ex squadra, contro i suoi ex compagni, probabilmente ha inciso in qualche modo nella sua prestazione. Molto pericoloso Mattia Lombardo su calcio di punizione, anche se alla fine il migliore è stato Adam Diakité. Non ha trovato il gol l'ivoriano, anche oggi ci ha provato davvero in tutti i modi, ha fatto un lavoro
enorme dal punto di vista appunto del tirare sulla squadra, del tenere sempre la palla alta. Ha sgomitato dal primo al 95esimo minuto come un leone, gli è mancato davvero solo il gol. Stiamo inquadrando in questo momento, stiamo vedendo il momento che ha cambiato di fatto la partita tra il 54esimo e il 57esimo, il rosso a Giancarlo Lisai, una gestione, va detto, da parte del signor Maggio di Lodi rivedibile, insomma, molte sue decisioni sono state, a mio modo di vedere, ma non solo mio, molto, molto opinabili, soprattutto la gestione dei cartellini nel secondo tempo, perché l'Israele ha preso in 3 minuti 2 gialli, il primo cercando di fare un gol in rovesciata, che insomma sarebbe stato un'azione meravigliosa, e ha colpito la faccia di Laezza, scusate, poi ha fermato una ripartenza di Gujebre davvero molto interessante, l'esterno mancino della Reggiana, lanciato a rete. Davvero una gestione di questi cartellini rivedibile da parte di Maggio, anche perché poi questo ha cambiato la partita. È entrato Lanini, insomma un giocatore che davvero è un lusso per la Serie C. Immaginatevi tenerlo addirittura per un'ora in panchina. L'ingresso del numero 10 della Reggiana ha cambiato tutto, perché lo stesso Lanini ha propiziato prima il gol di Pellegrini e poi il raddoppio di Montalto, 2 cross, 2 palloni che sono arrivati dalla destra. Insomma, davvero una beffa per la squadra di Alfonso Greco, un Alfonso Greco che adesso andiamo a sentire nel post partita dalla sala stampa del Vanissan. Un primo tempo giocato benissimo dalla Torres, con qualche occasione che per passare in vantaggio, poi la ripresa, gli episodi hanno parlato, e da lei il suo commento. Sicuramente l'espulsione ha condizionato la partita, ma quello che ho detto ai ragazzi dopo la partita, questa deve essere un'ulteriore dimostrazione che la squadra è una squadra che è viva, che gioca, e quindi bisogna continuare con queste certezze. Secondo me abbiamo fatto una partita 11 contro 11, una partita bella, una partita che è equilibrata, dove abbiamo avuto noi le nostre occasioni, e poi chiaramente lì su quell'episodio dove forse la gestione dei cartellini poteva essere migliore, chiaramente ha condizionato tutta la partita. Sì, questo è... Speriamo che non sia un infortunio serio, perché era un ragazzo che stava crescendo, che ci stava dando tante opportunità, occasioni, insomma, e quindi anche quello, insomma, è un'altra nota brutta della partita, però speriamo che sia una cosa che si può risolvere al più presto. Ma io anche, secondo me abbiamo avuto più occasioni noi che loro. Infatti volevo dire esattamente, cioè, mi è mancato quello, cioè alla fine... Sì, purtroppo lì dobbiamo migliorare, dobbiamo essere, quando ci capitano queste 2 o 3 occasioni, bisogna essere bravi a sfruttarle, ma non è un discorso di attaccanti, è un discorso un po' generale. Però ripeto, la squadra secondo me ha fatto una grande partita finché siamo rimasti 11 contro 11 contro una grande squadra, dove i cambi hanno fatto anche la differenza, e queste sono cose importanti. Però noi andiamo avanti e, ripeto, deve essere un'ulteriore conferma di quello che stiamo facendo. Ma io non ho visto una partita dura, come è giusto che sia. La cosa che non mi è piaciuta sinceramente è il gol che abbiamo preso, perché ha preso gol dal nostro rinvio, quindi lì forse potevamo fare qualcosa di più. Sì, tra l'altro anche perché fino a quel momento eravate stati perfetti. Sì, infatti quello è la cosa che ti fa incazzare, no? Perché abbiamo preso un gol dove abbiamo concesso campo in una situazione di palla inattiva. Sì, ma ormai avevamo fatto quei cambi perché insomma dovevamo anche rischiare qualcosina per provare a... Quindi abbiamo ritenuto opportuno fare entrare Sorgente, che non attacca la profondità, che attacca bene i spazi, e ha fatto anche bene quando ha giocato, però già eravamo condizionati da il cambio con Sanat, quindi però, ripeto, questa prestazione deve dare ulteriore conferma di quello che stiamo facendo. Questa prestazione deve dare ulteriore conferma di quello che stiamo facendo, e per quello che, insomma, dicevamo prima, io credo che al di là chiaramente dell'infortunio a Sanat e del risultato della sconfitta in sé, comunque al di là di tutto in casa Torres ci sia comunque spazio per un po' di ottimismo, per quello che effettivamente la squadra ha messo in mostra oggi contro la capolista, contro una squadra abituata a veleggiare nelle alte zone della classifica, una squadra che, ribadisco,
dal punto di vista anche numerico dei giocatori, insomma andatevi a rivedere un po' anche quella che era la distinta che ha presentato la squadra che ha presentato Aimo Diana, davvero una prestazione importante per la Torres. Non è arrivato il gol, grazie anche insomma poi magari a una buona gestione difensiva da parte della Reggiana stessa. Diciamo prima dei complimenti da Aimo Diana alla Torres, andiamo a sentire proprio uno stralcio di quella che è stata l'intervista, o meglio il passaggio in sala stampa del tecnico della Reggiana. No, assolutamente, ma era la partita che mi aspettavo, un po' per le condizioni della Torres, un po' per le condizioni nostre, era la partita che mi aspettavo, difficile, complicata, in uno stadio bello caldo, contro di noi ovviamente. Abbiamo la sensazione che tutte le squadre abbiano la voglia di metterci qualcosina in più, perché sarebbe un risultato di prestigio, e ha confermato tutte le qualità di questa squadra. Oltretutto gli mancavano anche dei giocatori importanti, e devo dire che è una squadra che ha dato già fastidio a tante altre squadre, continuerà a farlo. Ho parlato anche con il loro allenatore e devo dire che è una delle squadre, soprattutto tra le neopromosse, una squadra molto, molto forte, ordinata, e che dà le idee molto chiare su come vuole giocare. Quindi sarà un bel osso duro, e sono contento di aver vinto questa partita, perché era un osso duro, veramente duro da affrontare, la temevamo, e infatti il primo tempo secondo me non l'abbiamo approcciato bene, siamo stati un pochettino, uso una parola un po' forte, un po' spocchiosi. Nel secondo tempo credo invece siamo entrati bene, con la testa giusta, perché la mia squadra comunque è una squadra che quando riesce a trovare le sue cose è molto forte. Queste le parole di Diana. Va detto che insomma davvero poi l'occasione, quello che ha cambiato davvero tutto, è stato il doppio giallo a Giancarlo Lisai, autore fino a quel momento di una partita di sostanza, un po' come tutti, insomma abbiamo fatto anche nelle nostre pagelle, insomma non ci sono praticamente insufficienze gravi, al di là di magari non tanto D'Ametto e Scappini, a cui abbiamo dato 5, soprattutto però Sergiu Suciu. Oggi Greco ha provato a dargli una chance per cambiare la partita. Ancora una volta l'ex Venezia e Torino insomma non è riuscito a incidere bene. Invece la prova un po' di tutta l'altra squadra, lo stesso D'Ametto, insomma fino ai 2 gol subiti era stato il solito D'Ametto, assolutamente o quasi insomma insuperabile insieme ad Antonelli. Buona la prova anche di Salvato, di Lombardo e Girgi, abbiamo detto prima. Chiudiamo come sempre il discorso Serie C andando a vedere il prossimo turno del girone B, ricordando che si giocherà di sabato, quindi appunto non di domenica ma di sabato, un altro impegno in trasferta di livello per la Torres, che va al Conero a giocare contro l'Ancona. Per quanto riguarda l'Olbia abbiamo già detto ospiterà al Nespoli il Cesena, un'altra partita di spessore, una partita interessante. Torna il grande ex King Udo, insomma davvero che sta facendo molto bene con la maglia dei bianconeri. Andiamo a leggere anche le altre partite: Fiorenzuola Alessandria, Montevarchi Recanatese, Virtus Entella Vispesaro, Fermana Lucchese, Gubbio San Donato Tavarnelle, Imolese Pontedera, Reggiana Rimini. Insomma una bella sfida tra gli emiliani e i romagnoli, quindi all'interno della stessa regione, però le due diverse zone appunto della regione. Chiude Siena Carrarese, il derby, l'ennesimo derby di Toscana. Abbiamo detto della Serie C, andiamo a vedere anche i risultati della Serie D, con la 12ª giornata del girone G. Apre questo bel 3-0 rotondo della Zacchena di Marco Nappi, che torna al successo tra le mura amiche battendo 3-0 il Portici. Pirotecnica sconfitta dell'Atletico Uri 5-3 contro la Casertana, 2-0, una sconfitta maturata negli ultimi 20 minuti praticamente per l'Ilva Maddalena di Aldo Cardini contro il Real Monterotondo Scalo, anche se in realtà il risultato della domenica non può non essere il 3-1 della Costa Orientale Sarda contro il Sorrento. Poi andiamo a leggere gli altri risultati: Cassino Paganese 0-1, Lupa Frascati Nola 3-0, Pomezia Palmese 2-1, Tivoli Aprilia 1-1, Visartena Angri
2-0. Questa la classifica. Con la sconfitta di oggi il Sorrento perde 3 punti dalla Lupa Frascati, che adesso segue i campani, i rossoneri campani a -3, quindi 26 Sorrento, 23 Lupa Frascati, 20 punti per Cassino, Casertana e Real Monterotondo Scalo, 19 punti per la Palmese, 18 per Palmese e Arzachena, 17 per la Maddalena e Angri, 15 per il Pomezia, 14 per la Costa Orientale Sarda, che lentamente l'MLM sta risalendo la classifica, 13 per Visartena, 12 per Tivoli e Atletico Uri, ancora una volta una sconfitta insomma che sicuramente appesantirà in qualche modo la settimana in casa giallorossa, perché effettivamente anche oggi la prestazione dei ragazzi di Pava è stata davvero ottima. 11 punti per il Portici, 10 per il Nola, chiude a 6 punti l'Aprilia di Marco Mariotti. Iniziamo dalla Gallura con la vittoria dell'Arzachena contro il Portici, dicevamo un 3-0 netto, anche in questo caso però maturato nel secondo tempo, perché in tutta la prima fase tutto il primo tempo di fatto l'Arzachena di Marco Nappi non era riuscita a vincere la resistenza dei campani. Poi nella ripresa insomma anche qualche cambio in attacco soprattutto, e sono arrivati i gol, la doppietta di Nino Pinna, che ha poi in qualche modo in 8 minuti tra il 61esimo e il 69esimo indirizzato il match nella direzione degli smeraldini di Marco Nappi. Poi l'Orellino nell'on-drink, come dice sempre il collega di Sky Nicola Rogero, lo ha messo Massimiliano Manca, che ha segnato il gol del definitivo 3-0. Una buona prestazione davvero per gli smeraldini, che tornano a correre, come ha scritto il nostro Claudio Inconis, il risultato rotondo per l'Arzachena, vittoria meritata sul campo, con gioco e poi trovato con veemenza nel secondo tempo, un buon viatico per la trasferta di Angri del prossimo turno. Abbiamo detto di Marco Nappi, andiamocelo a sentire, sempre le sue dichiarazioni raccolte dal nostro Claudio Inconis al termine del match. Sì, una partita difficile, perché loro il primo tempo erano ben chiusi dietro e noi abbiamo cercato in qualche situazione di trovare la via del gol, non ci siamo riusciti. Ora ragazzi, ho detto di stare lì attenti, perché è un episodio, come poi è già successo, ci poteva condannare. Invece poi abbiamo continuato a giocare, abbiamo trovato un bellissimo gol su una bellissima azione di Franco Bolo per Nino, una giocata che proviamo quasi sempre, è andata bene, e abbiamo sbloccato il risultato, poi abbiamo gestito, siamo andati sul 2-0 sul calcio di rigore e poi abbiamo chiuso la partita. Sono contento che Massimiliano manca, perché stava venendo da un periodo non buono, soprattutto fisicamente, e abbiamo portato a casa una partita molto molto difficile e ci teniamo questa bella vittoria, che poi è il proseguo della bella prestazione che avevamo fatto a Caserta. Oggi sì, vabbè, noi ci siamo mai lamentati sugli infortuni e tutto, però anche oggi avevo tutti i ragazzini in panchina, e poi mi manca un giocatore importante per noi come Sartor, che poi durante il campionato lo vai a sentire, perciò però ho sempre detto che non mi interessa, perché se il giocatore sta fuori deve stare fuori, quelli che sono dentro devono dare il 100% e mettersi in evidenza, come poi oggi è successo con Massimiliano Manca, e sono molto contento. Certo, oggi se dovessi fare un nome io proporrei Bolo, forse. Bolo ha dato tanta qualità lì, però io devo dire che sono contento di non aver preso gol, è la seconda partita che non prendiamo gol. Voglio fare un plauso alla fase difensiva, perché stiamo crescendo e questo è molto importante, non prendere gol, perché poi noi alla fine occasioni le creiamo e poi il gol viene sempre. Ecco, queste le parole di Marco Nappi, che vi ricordo vi riproporremo domani integralmente in zona mista, il solito contenitore del lunedì, scusate, del giorno dopo, insomma, con highlights, insomma, Serie C, Serie D, come sempre, tanto di cui parlare, tanto da vedere, soprattutto anche dal punto di vista delle immagini. Dicevamo, abbiamo parlato dell'Arzachena, restiamo in Gallura,
Allura, andando alla Maddalena con la sconfitta per 2-0 dei ragazzi di Aldo Gardini contro il Real Monterotondo Scalo, una sconfitta, come dicevamo prima, maturata praticamente negli ultimi 20 minuti di match, con i gol di Baldassi e Santi, due dei di fatto leader tecnici della squadra di Fabrizio Paris, un Eurogol al 73esimo e insomma una deviazione su calcio d'angolo all'84esimo, una sconfitta che insomma sicuramente non farà piacere ad Aldo Gardini, un gol annullato nel finale del primo tempo ad Alto Laghirre per insomma un Ilva che si ferma dopo il buon pareggio nel derby di Moneta di una settimana fa contro la Costa Orientale Sarda. Queste invece le parole eccole qua, di Aldo Gardini, sconfitta che non cancella quanto fatto fin qui, per cui insomma chiaramente diciamo prima una visione assolutamente ottimistica da parte del tecnico di Macarese. Loro hanno trovato l'Eurogol, poi il raddoppio su calcio d'angolo, abbiamo cercato di portare a casa il risultato, penso possa succedere, non siamo stati fenomeni fino ad oggi, ma nemmeno da bassa classifica. Sappiamo che dobbiamo lottare su ogni pallone, non sarà questa sconfitta a far sparire quello di buono che hanno fatto questi ragazzi, e direi assolutamente di essere d'accordo con quello che ha detto Aldo Gardini. Continuiamo a scendere in classifica e insomma diamo il giusto spazio all'impresa della giornata, possiamo dire così, anche se poi di impresa secondo me è sbagliato parlare, ovvero la vittoria della Costa Orientale Sarda di Francesco Loi, un 3-1 netto sul Sorrento, o meglio netto, nel senso è stata una partita molto equilibrata, una partita dove anche la capolista chiaramente ha cercato di indirizzare subito nei propri binari con il gol di La Monica dopo solamente 5 minuti, ma c'è stata una bella reazione da parte dei ragazzi di Francesco Loi. Qua vediamo un destro di Simone Pinna, qua la punizione di Andrea De Montis che deviata ha sfiorato il palo del difesa dal portiere del Sorrento. Sono tante poi le azioni che effettivamente hanno messo in luce la pericolosità della Costa Orientale Sarda, qua con Roberto Piroddi. Il Sorrento ha cercato davvero di portare in qualche modo a casa la partita, cercando di sfruttare queste ripartenze, cercando di sfruttare anche la corsa dell'ex Lanusei Davide Gaetani, ve lo ricorderete lo scorso anno, non sicuramente mortifero come quest'anno, e qua è arrivato il pareggio del solito Sergio Nurchi, insomma una garanzia, l'attaccante, il capitano di questa squadra, per questa squadra davvero decisivo il suo apporto. Qua in chiusura di primo tempo Nurchi ha rischiato di raddoppiare, ma la palla è finita fuori davvero di pochissimo. Nel secondo tempo la Costa Orientale Sarda ha continuato a spingere, qua un mancino di Mattia Floris, insomma sono diverse davvero le occasioni da gol create dai giallo-blu, che ripeto hanno legittimato poi questa vittoria. È entrato Matteo Mancosu e l'ingresso dell'ex Bologna Montreal Impact insomma è stato davvero decisivo poi per il risultato finale, perché è suo il gol del 2-1 che vedremo a breve. Qua un'altra occasione molto pericoloso, Gaetani su colpo di testa, su cross arrivato da sinistra, ancora qua il palo sempre dello stesso Gaetani, con De Luca attento comunque tra i pali, e poi è arrivato, come dicevamo prima, il raddoppio della Costa Orientale Sarda. Davvero una grande partita per i ragazzi di Francesco Loi, un successo meritato che permette alla Costa Orientale Sarda di risalire in classifica, perché insomma 14 punti sono ancora praticamente uno a partita, ma probabilmente sono pochi rispetto a quello che è il valore effettivamente di questa squadra. Qua il 2-1 di un Matteo Mancosu cinico al punto giusto, servito ancora una volta da Sergio Nurchi. Il Sorrento ha provato anche con i cambi a trovare questo pareggio, e poi non è arrivato, perché è arrivato invece il gol decisivo, il 3-1
di Niccolò Manca, un gran gol dell'ex Lanusei, eccolo qua, recupero palla di Mancosu, Niccolò Manca prende palla al limite dell'area e poi col mancino pesca l'angolino, davvero una grande azione, un grande gol per l'ex centrocampista del Lanusei. Andiamoci a sentire il commento di mister Francesco Loi, ovviamente soddisfatto per questa bella vittoria della Cosa Orientale Sarda contro la capolista Sorrento. Andiamo. Una vittoria che innanzitutto meritatissima. E quella è la cosa importante, perché giocavamo contro la prima in classifica. Penso che questa squadra ha dimostrato tutto il suo valore, è venuta qua a giocare a calcio, cercare di mantenere il distacco dalla seconda, e l'ha fatto con gran qualità e gran personalità. Noi da parte nostra abbiamo affrontato una squadra che sapevamo essere prima, ma molto umile, con la stessa mentalità, la stessa determinazione. Devo dirti la verità, l'approccio non è stato dei migliori, al settimo abbiamo preso gol, però la reazione già nel primo tempo avremmo meritato già di essere avanti al primo, con diverse occasioni da rete pulite, non ultima quella di Nurchi per chiudere la partita. La cosa bella è che riusciamo a far tanti gol adesso e li facciamo tutti di qualità molto alta, quasi tutti su azione manovrata, diciamo poche invenzioni, ed è sintomo che la squadra comunque è in crescita, ha ripreso anche forza mentale, perché dopo l'avvio ostentato era difficile. Per quanto riguarda i cambi, per me non esistono titolari. Oggi manca Valladu, che per noi è un giocatore importantissimo. Abbiamo la fortuna di poterci permettere di sostituire Piredda Floris con Kadau Mancosu senza perdere qualità e andando a vincere la partita probabilmente per i cambi. Perché onestamente non sono tantissime le squadre che possono permettersi di avere cambi come Mancosu in panchina o come Kadau in panchina. Però parliamo di due 38enni che oggi fanno la coppia, anzi il trio con Moi, hanno dimostrato che con una mentalità di un certo tipo e con grande spirito si può giocare in una categoria importantissima contro la squadra più forte del girone e fare la differenza a 38 anni. Ovvio che... Insomma, fa la differenza a 38 anni, caro mister. Insomma, io da futuro 38enne, insomma, quasi ne ho 38 anni, diciamo così, settimana prossima, sono molto soddisfatto di queste parole per i miei coetanei Kadau e Mancosu e anche Davide Mo. Insomma, oltre ad essere nostri amici, ovviamente si scherza spesso sul discorso età. Chiudiamo il discorso relativo alla Serie D con il pirotecnico 5-3 tra Casertana e Uri. Andiamo a vedere le immagini, insomma, realizzate dalla TV della Casertana, che ringraziamo come sempre per la collaborazione. Un primo tempo, diciamo che si è visto ovviamente anche a larghi tratti un po' la differenza soprattutto dal punto di vista di potere economico tra le due squadre, insomma, andandosi a vedere la distinta, i giocatori della Casertana tantissimi con esperienza in Serie C, alcuni addirittura in categorie superiori. Questo è il vantaggio di Bollino, insomma uno di quei giocatori appunto di maggiore esperienza della Casertana, però l'Uri ha reagito con insomma tutte le sue doti, ha provato in tutti i modi a cercare di tenere aperta una partita che il 2-0 di Favetta poteva effettivamente far pensare ormai di essere già chiusa, e invece con calma e con tanta voglia di fare bene i ragazzi di Pava hanno rimesso in piedi il match. È arrivato qua il 3-0 su calcio di rigore di Turchetta, insomma l'ennesimo calcio di rigore subito dai giallorossi di Pava, qua spiazzato Azzeni. Qua si pensava che potesse essere davvero finita la partita, invece l'Uri, anche con l'ingresso di Falou Samb, insomma si è visto davvero una grande reazione. Questo è il gol del 3-1 firmato da Aloia. Questo invece il gol di Gigi Scanu del 3-2, che faceva pensare davvero a una possibile rimonta. Poi è arrivato invece il 4-2 ancora con il colpo di testa di Mauro Bollino. La Casertana ha continuato a spingere, trovando la reazione
De Luri che ancora una volta ci ha provato e ha trovato il gol del momentaneo 4-3 con un gran colpo di testa di Samb su cross, scusatemi, di Ravot dalla destra. Qua il destro di Loru, che forse insomma avrebbe meritato anche miglior fortuna, così come quest'altra occasione, questa mischia in area della Casertana, e poi insomma è arrivato il 5-3, la zampata dell'attaccante di esperienza, un altro che appunto tra serie B, C e D ha fatto tanti gol, ovvero Nicola Ferrari, ex centravanti del Giuliano, ve lo ricorderete lo scorso anno in serie D. Insomma è arrivato questo 5-3 per l'Atletico Uri, ma che dà sicuramente nuove certezze a una squadra che ha dimostrato di potersela giocare a larghi tratti alla pari contro quella che sulla carta per tutti noi addetti ai lavori è la grande favorita di questo girone G. Andiamo a vedere, per chiudere il discorso calcio, prima di fare un passaggio rapidissimo sulla Dinamo, quello che è il prossimo turno del girone G di Serie D. Iniziamo con Angri Arzachena, insomma una partita complessa per la squadra di Marco Nappi, chiamata a un pronto riscatto in trasferta, visto che quest'anno il cammino fuori dal Pirina non è stato in linea quantomeno con quello che è stato il campionato scorso per quanto riguarda i ragazzi di Marco Nappi. L'Atletico Uri, che dovrà necessariamente trovare la prima vittoria interna contro la Visartena, visto che si parla di una sfida di bassa classifica. Ilva Maddalena ospita la Lupa Frascati, seconda in classifica e con tanta voglia di recuperare punti al Sorrento. Impegno difficile anche per la Costa Orientale Sarda di Francesco Loi contro la Paganese. Andiamo a leggere anche le altre partite in programma: Aprilia Real Monterotondo, Nola Cassino, Palmese Tivoli, Portici Pomezia, Sorrento Casertana, che è sicuramente il match della domenica, insomma nel girone G di Serie D, davvero il big derby, possiamo dire così, in Campania. Chiudiamo, diciamo prima, con un passaggio sulla Dinamo Sassari di Piero Bucchi. Siamo, se non sbaglio, all'intervallo lungo, ovvero si sono giocati i primi due quarti. Sta vincendo la squadra di Bucchi, adesso lo mettiamo anche in grafica, 45-36, quindi più 9 in questo momento per i ragazzi di Bucchi, che sfidano il grande ex, ovvero David Logan. È tornato Kaspar Treyer, 5 punti, e questa è sicuramente una buona notizia per Bucchi. 6 punti per Robinson, 7 punti anche per Jamal Jones, 17 per Benjius, assolutamente fino a qui il migliore in campo per la Dinamo. Fin qua 3 minuti in 14 minuti anche per Deshaun Stephens, che è l'ultimo acquisto, ricordiamo, dopo il taglio di Chinanu Onuaku. Dall'altra parte andiamo a vedere quanti punti ha fatto Logan: 7 punti in 19 minuti, così come Julian Stone, un altro giocatore di grande esperienza in casa Scafati. Insomma, per sapere poi come finirà il match del Palasera di Migni, vi rimando a tutte le nostre analisi del post partita, firmate come sempre dal nostri Andrea Olmeo, Matteo Cardia e Matteo Porco, insomma la nostra squadra basket che si occupa anche oggi di una partita. Ieri è stato il turno della Dinamo femminile, Dinamo Women di Antonello Restivo, vincitrice in casa di 1 punto su Sesto San Giovanni sulla Geas. Davvero una grande bella vittoria, una bella risposta da parte delle ragazze di Antonello Restivo. Quindi insomma questo è stato un po' in breve il racconto di questo weekend. Ricordiamo che settimana prossima torna in campo anche la Serie B con il Cagliari impegnato a Frosinone. Il sabato, dicevamo, ci sarà la serie C, poi domenica appunto Serie B e Serie D. Oltre al basket c'è anche il punto sull'eccellenza, come sempre curato da Stefano Piras. Ha perso il Latte Dolce in casa contro il Carbonia, per cui insomma una giornata davvero un campionato, anche quello il principale campionato regionale sardo, insomma sta regalando davvero tante emozioni, sicuramente, soprattutto per quanto riguarda poi la lotta di vertice. Io vi saluto, vi ringrazio
chiaramente di essere stati con noi, di averci seguito. Vi ricordo che domani non ci sarà ovviamente Cagliari Social Arena in quanto c'è la sosta di Serie B, ma ci sarà zona mista insomma, come sempre nel primo pomeriggio. Di mattina ampio spazio per l'analisi di quelle che sono state le partite della Serie C e della Serie D. Insomma, come sempre restate connessi su 131.com e tutto il network con Diretta Sport, Teleregione, UTG, insomma chi più ne ha più ne metta. Io vi ringrazio dell'attenzione, vi saluto, buona serata, sigla. La TechFind si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella TechFind troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La TechFind potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. TechFind. You search for tech we find. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.